Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Caso di razzismo in una pizzeria di Licata, nell'Agrigentino. I clienti rifiutano la pizza perché è fatta da un nero. Il titolare denuncia: è una situazione che va avanti da quando ho assunto 3 gambiani. Nuovo terremoto sull'Università di Messina. Dopo l'inchiesta sui rimborsi milionari costata il posto al rettore Cuzzocrea, la Procura ha aperto un'indagine sulla gestione degli appalti nel periodo del Covid. Caporalato nelle campagne di Caltanissetta e Agrigento, 16 intermediari indagati per sfruttamento della manodopera. I lavoratori, per lo più immigrati, venivano sottopagati e lavoravano senza orari né diritti. Maturità bis al liceo Galilei di Spadafora, indagata la docente che ha suggerito nelle chat di classe gli argomenti da preparare. Il mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Franco Zuccalà, volto storico di 90° minuto e la Domenica Sportiva, aveva mosso i suoi primi passi al quotidiano La Sicilia e ad Antenna Sicilia. Etna, 200 episodi di attività in 10 giorni per il vulcanologo Boris Benche. La situazione è al momento stabile e non c'è segno di una maggiore eruzione imminente. Fervono i preparativi di Capodanno nelle città siciliane. A Catania saranno Anna Castiglia, Mario Biondi e Tananai protagonisti del concerto in Piazza Duomo. A Messina arriveranno i Pooh. Calcio, il Catania di Lucarelli va a segno, vince i rigori col Crotone in Coppa Italia dopo essere stato 3 volte in svantaggio. In Serie B domani tocca al Palermo che ospita il Catanzaro. E adesso vi raccontiamo questo caso di razzismo in un ristorante di Licata, nell'Agrigentino. I clienti rifiutano la pizza preparata dai dipendenti perché sono di colore. Sentiamo questa storia nel servizio di Davide Sardo. Il fatto più eclatante è stato quello di un signore, un 50enne, che praticamente ha ordinato le pizze al telefono, le pizze da asporto, e quando è venuto a ritirarle si è accorto che dietro al bancone c'erano 2 ragazzi di colore, 2 miei dipendenti che sono di colore, e senza preoccuparsi di loro, davanti a loro ha detto: le pizze me le hanno condite loro, io le pizze non le voglio. È la denuncia shock di Gianluca Graci, titolare della pizzeria La Fuazzeria a Licata nell'Agrigentino. L'episodio di razzismo vissuto nel suo locale è stato per prima denunciato sulla sua pagina Facebook perché stanco e amareggiato di continuare a ricevere tanti messaggi dal tenore razzista a causa della presenza dietro il bancone del forno impegnati a preparare le pizze o a servire ai tavoli 2 ragazzi di colore, entrambi assunti con regolare contratto. Un messaggio fresco di questa mattina: i miei ragazzi, solo perché sono di colore, sono stati chiamati spacciatori, persone che stuprano le ragazze, delinquenti. Gianluca Graci non si scompone, rispedisce al mittente tutte le accuse e trova il conforto e la solidarietà dei suoi dipendenti di colore. Continua sempre così, c'è una persona sincera, onesta, quello che ha da dire te lo dice in faccia anche che ti fa stare male, però è una persona onesta e io vorrei dire che continua così. E quindi per questo razzismo anche a me non mi interessa, perché il titolare non mi comporta male, mi comporta tutto bene, così andrà bene e sto lavorando pure meglio. Il mio pensiero è: non penso a queste parole che mi fanno male, perché lo già capiscono, quindi niente si fa. Il GUP di Palermo ha condannato in abbreviato a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra di Campobello di Mazara, che ha prestato l'identità a Matteo Messina Denaro. Bonafede, accusato di aver fatto da intermediario tra il boss allora latitante e il medico Alfonso Tumbarello nel periodo in cui il capomafia era in cura per il cancro al colon, che poi lo ha ucciso. L'imputato faceva avere a Messina Denaro le ricette intestate al geometra e le prescrizioni firmate da Tumbarello necessarie per le terapie. Bonafede si è difeso sostenendo di non sapere che il reale malato era il padrino, ma di essere convinto che ad avere il tumore fosse invece il cugino, che voleva però tenere riservata la patologia.
Una notizia, un sacchetto con all'interno la testa di una capra con 2 cartucce in bocca è stato trovato appeso al cancello d'ingresso di un'agenzia di onoranze funebri di Favara ad Agrigento. La procura ha aperto un'inchiesta, delle indagini si stanno occupando i carabinieri. E a proposito di inchiesta, una nuova inchiesta sull'Università di Messina, dopo quella sui rimborsi, la Procura ha aperto un altro fascicolo sull'era Cuzzocrea che riguarderebbe la gestione di appalti e affidamenti nel periodo dell'emergenza Covid-19. Sentiamo Francesco Triolo. Non c'è solo l'inchiesta sui rimborsi ad interessare l'Università di Messina. Un altro fascicolo sull'era Cuzzocrea sarebbe aperto a Palazzo Piacentini, proprio di fronte all'Ateneo, e riguarderebbe la gestione di appalti e affidamenti nel periodo dell'emergenza Covid. L'inchiesta della Procura di Messina, retta attualmente dalla vicario Rosa Raffa, nasce dai rilievi fatti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che durante una istruttoria del 2022 ha parlato di inadempienze e di irregolarità negli appalti banditi dall'Università di Messina. In questo momento sarebbero iscritti al registro più indagati. Gli appalti contestati dall'autorità riguardavano tutta una serie di lavori: efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, i lavori di restauro conservativo dei prospetti e la riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario, l'esecuzione dei lavori per la riconversione in residenze in 2 plessi dell'università, appalti milionari, oltre a quelli che hanno riguardato affidamenti di forniture e servizi. L'ANAC contestava all'Ateneo l'insussistenza di presupposti per l'applicazione del regime derogatorio previsto dal decreto semplificazioni, che prevedeva la deroga per i casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall'emergenza sanitaria allora in corso, presupposti che secondo l'ANAC non ricorrevano negli affidamenti considerati nei settori indicati. Le situazioni di urgenza prospettate dall'Ateneo si potevano ricondurre alle situazioni di incurie e carenze manutentive protrattesi nel corso degli anni, non strettamente collegate all'emergenza Covid, così come invece avrebbe richiesto la normativa di riferimento. Parliamo adesso di caporalato in Sicilia, caporalato che è stato scoperto tra Caltanissetta ed Agrigento. 16 gli indagati per sfruttamento del lavoro. I braccianti agricoli venivano sottopagati e spostati di campagna in campagna con dei mezzi fatiscenti. Tonino De Mana. Sfruttati, sottopagati, spostati da una campagna all'altra, spesso a bordo di auto e furgoni in pessime condizioni di sicurezza. Emergenza caporalato nelle campagne di Caltanissetta ed Agrigento, dove 16 persone sono indagate dalla procura di Caltanissetta per sfruttamento del lavoro. Le indagini, iniziate alla fine del 2020, hanno visto impegnati la squadra mobile e il Nord dei Carabinieri. Gravi gli indizi di colpevolezza nei confronti di alcuni imprenditori agricoli o proprietari terrieri di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa. Gli operai reclutati nel capoluogo nisseno erano trasportati dai caporali a bordo di mezzi fatiscenti che si spostavano su strade sterrate per raggiungere di buon mattino gli appezzamenti di terreno per raccogliere pesche, olive e carciofi. Lì stavano ore ed ore, in estate sotto il sole cocente, in inverno all'acqua e al freddo, per pochissimi euro. Il tutto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, in prevalenza extracomunitari. I caporali avrebbero trattenuto anche una parte del salario da loro stessi consegnato ai braccianti. È importante sottolineare che i soggetti che appunto sono stati coinvolti nell'attività di indagine sono tanto i datori di lavoro quanto i caporali, perché ovviamente essendoci una richiesta da parte delle aziende agricole, quindi dei datori di lavoro, degli imprenditori agricoli, va da sé che il caporale trova molta facilità nel reperire i lavoratori sia nel centro urbano di Caltanissetta sia vicino appunto a quelli che sono i centri per migranti, così da poterli poi condurre nelle campagne tanto della provincia di Caltanissetta quanto della limitrofa provincia di Agrigento. Sulla vicenda prende posizione la FLAI CGIL Sicilia. L'inchiesta di Caltanissetta, si legge in una nota, è l'ennesima dimostrazione che lo sfruttamento del lavoro è un fenomeno duro a morire. Quello che manca all'appello oggi è l'iniziativa della politica per la prevenzione, senza la quale difficilmente si potranno fare passi in avanti.
Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla maturità bis per 11 studenti del liceo Galilei di Spadafora nel Messinese. Indagata la docente per i messaggi inviati nella chat di classe. La procura le contesta la rivelazione di segreto d'ufficio. Giusy Lazzara. C'è un risvolto penale per la maturità che 11 studenti hanno dovuto sostenere per la seconda volta al liceo Galilei di Spadafora nel Messinese. Iscritta nel registro degli indagati, la professoressa di storia e filosofia che ha inviato il messaggio sulla chat con i suggerimenti delle materie da preparare per l'esame. La procura di Messina le contesta il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Nelle cartelle dell'inchiesta si legge che la prof aveva mandato 5 argomenti da studiare per iniziare il colloquio sulla chat di classe, che non includeva però tutti gli alunni. È stata proprio una delle studentesse esclusa dal messaggio, avendo ottenuto un risultato negativo alla prima prova rispetto agli altri compagni, a presentare un esposto sui risultati finali dell'esame. L'ufficio scolastico regionale, alla fine delle verifiche, aveva deciso di annullare le prove orali. Dal canto loro, i ripetenti della maturità si sono rivolti al TAR di Catania, che aveva rigettato l'istanza. Tutto da rifare per i maturandi che già si erano iscritti al primo anno di università. Le prove bis, qualche settimana fa, hanno fatto gioire alcuni ex liceali che hanno ottenuto un voto maggiore del precedente, confermato invece il voto per la studentessa che aveva presentato l'esposto. A Palermo ancora emergenza rifiuti e allarme crack nel quartiere di Ballarò. Gli abitanti si sentono abbandonati e ostaggi della criminalità. Manlio Viola. Dai rifiuti alla droga, passando per il degrado ambientale degli immobili. Non c'è pace per l'area del mercato di Ballarò di Palermo, parte centrale del quartiere dell'Albergheria, un'area densa di storia, di cultura, di persone, di palermitanità. Come se non bastassero i problemi di un quartiere che deve affrontare il dominio territoriale ormai consolidato da parte degli spacciatori, il fulcro del mercato del crack si trova proprio lì, arrivano anche i cumuli dei rifiuti. Non è una novità, era già successo altre volte negli anni passati. Nel centro residenziale ed in quello storico pedonale non accade ormai più, ma all'Albergheria sì, rifiuti che si accatastano perché la RAP, la società che si occupa della raccolta, non riesce più a trovare il tempo per raccogliere anche lì. Rifiuti che scivolano in mezzo alla strada, creando anche turbative al traffico, oltre a problemi igienico-sanitari. Rifiuti che diventano soggetto delle foto dei turisti che vanno a visitare le tante bellissime chiese. Allo Zen, altro quartiere ma alla periferia nord della città, gli abitanti non ne possono più, tanto che quei cumuli di rifiuti li danno alle fiamme. A Ballarò avviene molto meno, quasi mai. Strade strette e stabili fatiscenti fanno sì che un eventuale incendio di un cumulo di rifiuti rischierebbe di far danni molto gravi. E fra i rifiuti e il degrado gli spacciatori trovano nascondigli, aree dove muoversi indisturbati. E in questo contesto il contrasto ai reati, tutti i reati, diventa difficile sempre di più. Restiamo a Palermo perché il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato da Ali El Abed Baghera, il cameriere tunisino accusato di aver ucciso lo scorso 4 novembre appunto a Palermo a colpi di pistola il dipendente di un altro locale, Badr Bougemai, algerino di 41 anni ma residente appunto da anni nel capoluogo siciliano. Il cameriere tunisino si è sempre professato innocente. Il mondo del giornalismo è in lutto, è morto il catanese Franco Zuccalà. Aveva lavorato alla Sicilia e anche ad Antenna Sicilia, volto storico di 90° minuto e della Domenica Sportiva. Marco Gulla. Una guida per tanti giornalisti, un volto noto, un maestro per molti. È morto nella notte all'età di 83 anni il giornalista Franco Zuccalà, originario di Catania, una lunga carriera in Rai, redattore per la Sicilia, la Gazzetta dello Sport, il giornale Tutto Sport. Ha lavorato anche per Antenna Sicilia con Pippo Baudo. È stato per anni inviato di 90° minuto, ha raccontato il calcio ma non solo, con quella sua ironia pungente ma mai fuori posto. Olimpiadi, mondiali ed europei di calcio e la Coppa d'Africa. Dal 1958 al 2018 ha seguito tutti i più importanti avvenimenti sportivi. La morte di Franco Zuccalà ci impoverisce. Per noi giornalisti sportivi viene a mancare un maestro, un modello e in particolare un amico che è andato sempre fiero delle sue origini catanesi e che l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che mi onoro presiedere in Sicilia, ha sempre sentito vicino.
Tanti i riconoscimenti ricevuti. In tanti anni di giornalismo ha intervistato personaggi della statura di Nelson Mandela, Gianni Agnelli, Sofia Loren, oltre ai più grandi campioni del calcio, da Pelé a Maradona, da Cruyff a Beckenbauer. Ha collaborato alla realizzazione di numerosi saggi come 100 anni di Serie A, ha scritto Il Re di Broccolino, Champions Forever, Brividi mondiali e poi, in occasione dei suoi 80 anni, Franco Zuccalà, 80 anni, 1000 avventure, le 3 vite di un inviato speciale con penna, taccuino e telecamera, un gigante del giornalismo. E adesso parliamo invece dell'Etna, perché sono 200 gli episodi di attività che sono stati registrati in 10 giorni. Il particolare spettacolo del vulcano è stato spiegato dal vulcanologo dell'INGV Boris Benche, che sul suo profilo Facebook ha postato anche un video. Adelaide Barbagallo. Da spettacolo fa una pausa e poi replica. L'Etna da 10 giorni va in scena con un'attività eruttiva molto particolare dal cratere di sud-est, che si manifesta in forma di brevi episodi di attività stromboliana, separati da intervalli di calma totale, con una cadenza di un episodio ogni 60-80 minuti circa. E il ritmo è talmente regolare che si può praticamente prendere appuntamento con 1 o 2 episodi, recarsi in un bel punto d'osservazione e aspettare lo spettacolo. Lo afferma il vulcanologo dell'INGV Osservatorio Etneo di Catania, Boris Benche, sul proprio profilo Facebook, rilevando che in questi ultimi 10 giorni ci sono stati circa 200 episodi. Le immagini sono proprio quelle postate sul suo profilo. Inizialmente, spiega il vulcanologo, era attiva solo quella che chiamiamo la bocca della sella, ma nella serata del 21 novembre per la prima volta si è visto anche qualche debole spruzzo di brandelli di lava da una bocca posta immediatamente a est, ma non si tratta della bocca orientale. Dal 23 novembre l'attività segue fedelmente quel ritmo straordinariamente regolare, coinvolgendo sempre le stesse 2 bocche e negli ultimi giorni forse anche qualche piccola bocca in più nella zona della bocca della sella. Tuttavia ci sono sempre piccole variazioni da un episodio stromboliano all'altro. Alcuni cominciano con emissioni di cenere, altri con bolle di lava, altri ancora con piccolissimi getti di lava incandescente. Uno spettacolo variegato che non fa mancare a tratti anche forti boati udibili in alcuni paesi pedemontani in cui i residenti si sono abituati al tremore di vetri, porte e serrande. Ma quanto durerà? Difficile stabilirlo. Dallo spettacolo dell'Etna agli spettacoli in piazza per l'ultimo dell'anno a Catania saranno Mario Biondi, Tananai e la catanese Anna Castiglia ad animare il palco di Piazza Duomo appunto per Capodanno. Attesi invece i Pooh a Messina il 28 dicembre. Oggi la presentazione dei cartelloni di eventi natalizi. Sentiamo Eva Spampinato. Ciao a tutti amici di Catania, non vedo l'ora di festeggiare il Capodanno del 2024 nella mia città in compagnia di tutti voi. L'appuntamento è ovviamente il 31 dicembre in Piazza Duomo, su Toliocciu. Mario Biondi lancia l'appuntamento sotto l'elefante per la notte di Capodanno e il conto alla rovescia può incominciare. Sarà il crooner catanese il super ospite del palco di Piazza Duomo, affiancato da un altro big della musica nazionale, amatissimo dai giovani e acclamato al Festival di Sanremo, Tananai. Saluteranno insieme l'arrivo del 2024 con una piazza che si preannuncia già sold out. Mario Biondi e Tananai non saranno soli, ad affiancarli 3 giovani promesse della musica catanese: Anna Castiglia, reduce dal successo di X Factor, Elena Manuele e Sop. Ci piace immaginare Catania come una grande chioma che in qualche modo dia riparo a tutti i catanesi e in questo senso abbiamo organizzato un Natale che permetta anche la dislocazione di eventi in altri quartieri, anche a San Giovanni Galermo, in zone un po' più decentrate, per dare un momento di conforto, calore e vicinanza a tutta la cittadinanza catanese. Un grande obiettivo che abbiamo, che è quello di inserire il Capodanno di Catania all'interno dei 10 Capodanni più importanti d'Italia, quindi avere la possibilità di essere presenti con una diretta Rai o Mediaset e quindi ridare quella dignità che probabilmente Catania aveva un tantino perso negli anni. Questo sarà l'evento clou di un lungo mese di dicembre che vedrà eventi itineranti per tutta la città: teatro, street art, gospel. How can I tell you the rush? Anche la città di Messina ha presentato il cartellone. Il 28 dicembre in Piazza Duomo ci saranno i Pooh, preceduti il 23 da Gabri Ponte e il 21 dicembre da Dolce Nera, mentre la notte di Capodanno appuntamento coi Godfellas che saranno accompagnati da un DJ set.
Noi facciamo una breve pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina sportiva, parliamo di calcio. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati, parliamo adesso di calcio, altro successo per il Catania di Lucarelli, questa volta arriva in Coppa e ai rigori ai danni del Crotone, i rossazzurri approdano ai quarti e sfideranno il Pescara. Marco Carli. 3 partite e quante emozioni. Lucarelli per il suo modo di essere ha riportato l'entusiasmo ma anche la trepidazione nel seguire le gare. Tutte mai banali, un po' come lui. Catania Crotone non fa eccezione, 3-3 al 90°, poi supplementari e i rigori in cui si sono imposti i rossazzurri. Siamo andati sotto 3 volte, non abbiamo fatto neanche tempo a pareggiare, che ci hanno rifatto subito il vantaggio, ma la squadra è rimasta in partita mentalmente, quindi una grande prestazione mentale oggi da elogiare da parte di tutti e quindi queste sono le risposte più belle oltre che il passaggio del turno. La cronaca parla di un Crotone che ha saputo sfruttare tutte le occasioni, a partire dalla prima, cross da destra e Tribuzzi, lasciato colpevolmente solo, che indirizza in rete. 6 minuti sul cronometro, ma il Catania reagisce e merita il pareggio, che arriva in avvio di un rocambolesco secondo tempo. L'asse è conosciuto ai tifosi fin dall'anno scorso, sovrapposizione cross di Rapisarda, ottimo movimento di De Luca, che finalmente trova il suo primo gol al Massimino. È stato emozionante, quindi poi segnare davanti ai tuoi tifosi è qualcosa di magico, dai. Il vantaggio però dura pochissimo. Tumminello di testa sorprende un Olivieri non impeccabile e non solo in occasione di questa rete. Il Catania deve rifare tutto da capo e ci riesce. Questa volta sfonda a sinistra con la combinazione De Luca e Mazzotta, l'esterno serve al centro Dubickas, 2-2. Il diagonale di Bruzzaniti, con una difesa non ben disposta del Catania, conferma la concretezza del Crotone. Mancano 20 minuti e il Catania deve ancora recuperare. È bravo Mazzotta a conquistare il rigore che Di Carmine trasforma. Dopo i supplementari sono proprio i tiri dagli 11 metri a decidere la sfida. Il Catania segna con Chiricozza nel lato e Castellini. L'errore decisivo è di Petriccione. Finale 6-5 per i rossazzurri che nei quarti troveranno al Massimino a metà dicembre il Pescara, mentre l'entusiasmo, figlio dei risultati, continua a crescere. E adesso la Serie B, il Palermo, reduce da un cammino disastroso con 5 punti nelle ultime 6 partite, si appresta ad affrontare adesso un calendario difficilissimo per chiudere il 2023. A dicembre i rosa giocheranno contro Catanzaro, Parma, Pisa, Como e Cremonese. Marco Gullà. Il Palermo, reduce da un cammino disastroso, 5 punti nelle ultime 6 partite, si appresta ad affrontare un calendario difficilissimo per chiudere il 2023. A dicembre i rosanero giocheranno contro Catanzaro, Parma, Pisa, Como e Cremonese. Fatta eccezione per il Pisa, che non ha iniziato nel migliore dei modi, le altre squadre si trovano tutte nelle posizioni di vertice della classifica. Club come Catanzaro e Como sono le sorprese, che stanno stupendo per gioco e risultati. Parma e Cremonese sono invece delle serie candidate per la promozione diretta. La prima tappa, appunto, sarà quella di domani sera al Barbera contro il Catanzaro, che sarà seguito da oltre 1000 tifosi. Un match delicatissimo se si considera che la formazione rosanero non riesce più a vincere al Barbera e ha nette difficoltà a creare gioco. Conini recupera Di Francesco ma non Insigne, probabile formazione, Pigliacelli tra i pali, Matteo, Lucioni, Marconi e Lund a comporre la difesa, con Nedolciauro in panchina, Koulibaly, Stullez e Gomez a centrocampo, Di Mariano, Brunori e Di Francesco in avanti. Catanzaro che sta facendo molto bene e che arriva dal successo nel derby con il Cosenza. In avanti conferma per la coppia Iemmello e Biasci. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.